Era già stato condannato in via definitiva per 3 volte, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, arrestato per aver travolto lungo la A28 l'auto con a bordo le 2 cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo e poi fuggendo via. Lo ha fatto sapere il procuratore di Pordenone Raffaele Tito, che alla luce dei precedenti ha precisato che l'uomo in caso di condanna non potrà in nessun modo beneficiare della sospensione condizionale della pena. Non era dunque la prima volta che l'automobilista, in Italia da oltre 20 anni e titolare di un'azienda di autotrasporti a Billotta di Chions, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, si metteva al volante sotto l'effetto di alcol. La procura, che gli contesta l'omicidio stradale aggravato dalla fuga, dalla morte di più persone e dallo stato di ebbrezza, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. L'interrogatorio di garanzia dovrebbe svolgersi domani. Stiamo aspettando appunto che venga fissata l'udienza di convalida e in quella sede il cliente valuterà se rilasciare dichiarazioni o meno. Ecco. Resteremo in silenzio in ossequio alla tragedia che ha colpito queste famiglie, fa sapere l'altro legale che segue l'imprenditore, l'avvocato Gianni Massanzana. Sia lui che Padalino hanno incontrato nel pomeriggio il loro assistito. Si trova in carcere a Udine perché appunto la normativa prevede l'arresto ed è stato tradotto a Udine per questioni di Covid anche, nel senso che il carcere di Pordenone era, sì, la capienza massima era già stata raggiunta. Rinchiuso in cella, il 61enne appare fortemente provato dalla tragedia che si è consumata domenica sera, che ha segnato per sempre la vita delle famiglie delle 2 vittime, ma anche quella dell'investitore, padre a sua volta.